Ci sono adesso 2 o 4 partite particolari con anche Real contro Manchester City, anche derby è sempre una cosa, può vincere, può perdere, però io penso Inter è più forte, anche in Coppa, e per quello io spero Inter vincere questo. In finale, quando Inter è in finale, io spero contro Carlo Ancelotti, lui è mio amico, io ero tante volte con lui insieme a Monaco quando lui ha allenato Bayern. Speriamo bene, e poi quando è una partita sempre che è più in forma, che vince, bisogna anche un po' di culo, questo è sicuro. Però io spero vince Inter, sicuramente. Allora, come hai visto cambiare il calcio dai tuoi tempi? Il calcio nostro? Sì, dai tuoi tempi, come hai visto cambiare il calcio dei vostri tempi ad oggi giornata? Noi eravamo più forti. Erano solo 3 stranieri a noi, also in tutti i club in Italia, e adesso sono pochi italiani, solo stranieri quasi. Anche questo mi non piace, però questo ha fatto Bosman, era non buono per calcio, anche per nazionale, questo è sicuro. Anche in Germania hanno tutti tristi perché una mondiale senza Italia è una merda, veramente. No, sì, anche a noi, io parlo più italiano come tedesco, perché io sono solo anche a Monaco, solo con italiani insieme. E anche noi guardiamo sempre calcio insieme, anche sono milanisti, però sono anche bravi, o no. Però questo è cambiato. Adesso cosa ho detto io, anche forse questo adesso è più veloce, però con solo stranieri questo mi non piace. La nazionale tedesca di oggi può vincere il mondiale? In questo momento sicuramente no, 100% no. Io sono contento, è tornato a manager Rudi Völler, questo per quello io ho guardato neanche il nostro nazionale. Non lo so, quando io ero l'ultima volta allo stadio, un paio di volte io guarda, però in televisione il nostro squadra in questo momento è lungo via per vincere il mondiale. Grazie mille. Figurati.